Questo video lo voglio fare per cercare in parole semplici di spiegare il motivo per cui è necessario, se non fondamentale, che tutti si uniscano e partecipino per fare il nostro Stato, una società nuova per il benessere del popolo, di tutto il popolo. Chi non è preoccupato del 5G, dei vaccini, della scuola, delle mascherine? Anche noi abbiamo famiglia e figli dei nostri problemi, come i vostri. I dubbi e le paure sono uguali alle vostre. Ma di questi problemi importanti dovremmo iniziare a capire una cosa fondamentale, che l'energia utilizzata per risolverli, sempre che si possa risolvere, è superiore al risultato che possiamo ottenere, che sarà pressoché nullo. E non lo dico io, ma i fatti che avete constatato voi in continuazione negli anni. Perché questo? Perché alla fine chi decide è sempre solamente lo Stato attuale e non noi, fatto di partiti, di segreterie di partito, che non hanno alcun interesse a risolverli, anche perché se ci pensate bene sono proprio loro che li hanno creati, quindi diventa molto difficile fare qualcosa. Perciò il nostro sforzo sarà solamente un risultato utopistico, visto che alla fine non siamo mai noi a decidere nulla, ma sono solo i partiti e le segreterie di partito, che puntualmente non ci ascoltano mai, salvo prima di andare a votare e salvo poi non mantenendo praticamente mai niente. Quante volte siamo andati in piazza a protestare senza mai ottenere nulla, se non briciole? O pensate che continuare a scrivere dei post denunciando questo o quell'altro si possa cambiare qualcosa? I nostri figli le mascherine dovranno metterle a scuola e probabilmente li obbligheranno anche a vaccinarsi. Allora come fare per poter risolvere i problemi o quantomeno fare un tentativo concreto che possa essere veramente risolutivo? Focalizzarsi per un solo momento sull'unica soluzione al problema dei problemi. È l'unico modo per poter risolvere tutti i problemi. E perché? Perché una volta fatto lo Stato, il nostro Stato, ed è qui che insistiamo su questo punto, le decisioni le prenderemo noi, il vero popolo sovrano. Perciò antenne 5G indesiderate, leggi ingiuste, tasse inique, mascherine obbligatorie non esisteranno più, o meglio, saremo noi a valutare di volta in volta, visto che saremo noi, popolo, a deciderle della nostra vita e dei nostri figli e nipoti, in base a referendum popolari propositivi, e non come quelli di adesso che peraltro vengono sempre disattesi. E per fare il nostro Stato non è difficile partecipare e volerlo fare, come potete pensare e credere. Alla fine, come ci piace una volta ogni tanto andare a mettere una X per votare il politico fasullo di turno, credo che sia altrettanto facile venire a votare quando ci sarà chiesto di fare il nostro Stato. Se ci credete e volete veramente cambiare. Tutto qui, il potere al popolo che è sovrano. Allora tu, nonnetto che vuoi dare un futuro ai tuoi nipotini, tu mamma casalinga tutto fare che vuoi salvare il futuro dei tuoi figli, come puoi così piena di preconcetti da non capire che adesso o mai più possiamo cambiare veramente le cose? Possibile che non volete informarvi più di nulla? L'unica strada per cambiare la nostra vita è fare il nostro Stato. E per i miei concittadini di Brescia e quelli di Bergamo, ma non solo, perché fossilizzarsi sempre sulla forma e non andare mai a vedere i contenuti del nostro progetto? Perché partire sempre con dei preconcetti? È vero che fino ad oggi ci hanno insegnato ed abituato ad odiare la politica e di stufarci quando si parla sempre di politica, ma qui si tratta di stravolgerla, ribaltando tutti i criteri di Stato che ci hanno fatto credere essere gli unici esistenti e facendo un nostro Stato. Noi non siamo un partito o un movimento e non vogliamo esserlo mai. Allora mi chiedo, perché impuntarsi su cose oramai obsolete, come se fosse una competizione tra squadre di calcio? Non vi interessa vivere bene? Non vi interessa poter cambiare questo stato di cose? Non vi interessa fare uno Stato dove vivere al meglio e dove lavorare e essere felici dovrà essere un valore per tutti? Allora perché non partecipate tutti e vi informate? Venite ai nostri incontri che organizziamo continuamente nella vostra città. Fare il nostro Stato significa rendere sovrani ed indipendenti ogni singolo territorio, proprio come oggi la Svizzera con i suoi cantoni, che corrispondono ai nostri territori. E se ha sempre funzionato per la Svizzera, perché non deve funzionare con noi? Allora, condividete con tutti per poter fare il nostro Stato. Non c'è nient'altro da fare, solo fare il nostro Stato. E arrivederci al prossimo video.